Eh, proviamoci, non lo so, andiamo, vediamo cosa succede, non ho idea. Tutti pronti? Esattamente, Romero Carmen, aiutaci tu, perché è importante. Sono in lag? No, penso che è tutto a posto, perché queste sono le iniziative che gli amici abbonati mi suggeriscono e sono brillanti, visto che ho aspettato e non è stavolta, non è colpa né mia né del Napoli, insomma non è partito l'aereo, infatti Vincenzone di guida dice proprio questo, dice: è partito l'aereo o l'amma puttà, l'aereo è partito, i ragazzi sono atterrati, il Napoli ce l'ha comunicato e ci hanno comunicato mano a mano che questa conferenza veniva postpone. E adesso dovrebbe l'ultimo orario che ci hanno dato. Buonasera a tutti, nel frattempo salutiamo tutti quelli che ci sono. San Gennaro, esattamente, si è squagliato il sangue, tutto a posto. Dove stanno i like? Giustamente anche l'aereo ha avuto dei problemi tattici, sicuramente. Uno cattivo avrebbe potuto dire uno cattivo, cioè, che cosa si fa, cosa ci si inventa per non rispondere a domande scomode, e invece no, la conferenza a volte salta, il Napoli decide di non farlo per vari motivi, ma quelle della UEFA si prendono delle multe, quindi in qualche modo si dovrà fare e non si molla un centimetro. Il Milan ha pareggiato, buono per il ranking, esattamente, è un punto di ranking, e questo mi diceva anche il buon Guido. Domani forse gioca Nathan, hype, ovviamente non riversiamo 5, lo so, ma ci sarà ovviamente un po' di pressione perché stiamo tutti aspettando il suo esordio. Sai, un brasiliano che esordisce in Portogallo potrebbe essere un'idea. Sai, la cosa che dicono sempre, conosce l'ambiente, conosce la lingua intorno a lui, non lo so, sono tutte cose che ci possiamo inventare qualsiasi cosa. Nel frattempo voi tenetemi aggiornati, io sono pronto con col telefono per ascoltare, non posso ovviamente farvi vedere l'eventuale conferenza in diretta perché poi non avendo i diritti la UEFA mi bussa proprio a casa, però possiamo commentarla in diretta, potete vedere il modo in cui io mi prendo i miei appunti e poi facciamo tutto in diretta, perché un video poi che usciva a mezzanotte non aveva più senso, quindi facciamo tutto insieme, facciamo tutto live, facciamo tutto, ci organizziamo vicino e siamo a posto. E fu così che Garcia sul 2-2 domani schiererà Ostigard al posto di Naso, sul 2-2. Mamma mia, mi vuoi far avere un... No, è partito un hangout del Napoli. No, Latest, ok. Quindi tu dici calcio Napoli e vediamo, li ascoltiamo. Non lo so se allora, il Napoli quest'anno sta facendo una cosa particolare. Non abbiamo una radio ufficiale che sia stata annunciata in maniera definitiva. Si parlava di radio CRC, poi adesso ultimamente si è parlato di radio Ibiza, ma per quanto riguarda le conferenze il Napoli si sta organizzando con il proprio canale YouTube, il che è una cosa importante per far crescere anche i social. Quello del canale YouTube è quello meno sviluppato del Napoli. Vediamo, se non sarà così possiamo seguire una testuale, se invece hanno dato i diritti ad altre testate le controlliamo e ci teniamo aggiornati. Questa non è Ibiza esattamente.
domande polemiche di Giovanni, gioco a Kvara o Zerbin, quella sostituzione non è andata giù a nessuno, e mi rendo conto che è una di quelle cose strane. Contemporaneamente, ragazzi, c'è stato questi giorni, insomma, di sfogo tra i vari Garcia out. Io capisco tutto. Quando però mi si dice viene Conte, chi auspica l'arrivo di Conte, al di là dell'ingaggio, al di là dei possibili conflitti con ADL che potrebbero uscire proprio subito, proprio il giorno dopo, al di là delle possibilità, perché quello dice mi devi fare il gioco, non viene a metà strada perché quello deve avere la squadra che dice lui, tutta una serie di cose. Ma se il problema principale è Garcia, che ha cambiato le carte in tavola pur mantenendo il modulo, ma la strategia, il modo di stare in campo, il modo in cui si sviluppa il gioco è troppo diverso, se quello è il problema che individuano i tifosi, che è troppo diverso da Spalletti, prendere uno che fa della difesa a 3 la sua strategia principale, 3-5-2, ha fatto anche il 3-4-3 camuffato con il Tottenham. Chiedere Conte significa rivoluzionare tutto, e non significa nemmeno che possa andare male, potrebbe andare anche benissimo, ma il Napoli non ha i giocatori per fare il 3-5-2 o il 3-4-3. Abbiamo ovviamente 2 difensori in meno, a meno che non cominci ad adattare Di Lorenzo anche come braccetto. A quel punto ti devi inventare un tutto fascia diverso, non è più nemmeno lo Za, insomma è difficile questo discorso. Però lo affronteremo tutti i discorsi insieme. Nel frattempo io stavo cercando di studiare, perché chi lo conosce questo Braga onestamente. 4-2-3-1 subito, dice Antonio, il che secondo me è un'idea che Garcia ha e aveva già da subito, secondo me. 4-2-3-1 che fa anche il Braga, se stiamo ad ascoltare le cronache di Google, che, insomma, quando tu cerchi il Braga, prima di tutto ti rendi conto che il Braga è 8º in classifica, 5 partite effettuate, 2 vittorie, un pareggio, 2 sconfitte, quindi 7 punti, 10 gol subiti, 10 gol fatti, quindi 0 di differenza reti, e l'ultima partita l'hanno persa 3-1 fuori casa. Non l'ho vista, quindi non mi chiedete come gioca il Braga, stiamo cercando di studiare anche con gli amici abbonati qualche cosa. Insomma è una squadra che ama più tenere il pallone, che sono probabilmente vulnerabili ai contropiedi veloci, è una squadra che ama il possesso palla. E stavo anche cercando, lo faccio tutto in diretta ragazzi con voi, per vedere questa formazione di base che ci porta nell'ultima partita. Il Braga si comportava così, con questo 4-2-3-1, e chi li conosce non vi posso proprio dire assolutamente. Attenzione a Mutigno si potrebbe dire, ma veramente non vi so dire, quindi dobbiamo vedere un pochino come si sviluppa. Anche Zielo fuori, ovviamente questa è una delle cose, se si passa al 4-2-3-1 tu immagini nei due, io continuo a immaginare Lobotka nei due, Lobotka può fare solo il centrale, il vertice basso, non è vero. Lobotka l'ha dimostrato anche nell'ultima partita, dove si è mosso molto anche in avanti, può stare tranquillamente tra i due. Nei due ci possono stare Lobotka, Anghissà, ci può stare Cajuste, ci può stare anche Zielinski, lo ha fatto in questo finale di partita che abbiamo visto con Zielinski, Cajuste, Zielinski più dietro addirittura di Cajuste, Cajuste più mobile, più dinamico, e Zielinski a fare regia con la sua qualità, lo può fare. Partire così è forse un po' rischioso, Zielinski è sempre meglio averlo di raccordo tra centrocampo e l'attacco, è proprio lì che sta mancando quello che era lo sviluppo del Napoli dell'anno scorso, Kvara, Zielinski, Mario Rui, che facevano quella rumba su quella fascia. Se tu Kvara lo lasci da solo diventa prevedibile, te lo raddoppiano ed è costretto a tentare il dribbling. Anche nell'ultima partita è riuscito ad andare via in mezzo a due e ha guadagnato un cartellino giallo, ma non può essere sempre decisivo se resta da solo, quindi bisogna crearlo quel presupposto intorno a lui.
Nel frattempo voi tenetemi aggiornato, se succede qualcosa, se è cominciato, perché io tengo subito, sono pronto a scrivere, a commentare, e altrimenti se non parte me le fate voi le domande e vi rispondo io. Non è impensabile, Darion, io anzi lo auspicherei, il Gazzella, maestro Giampaolo subito, 4-3-1-2, salvezza tranquilla, non rischiamo di innamorarci del traghettatore stavolta. Beh, il modulo così mi dà l'impressione di poter trovare un posto per Raspadori accanto a Osi, e ti inventi, ecco, dietro le punte, per esempio, io qua, così come me l'hai scritto Gazzella, io ci metto Lindstrom dietro le punte subito. Perdo Kvar, ci puoi mettere Kvar ovviamente, perdo Politano è meglio che sta un po' più sull'esterno e poi si accentra. I due possono essere Raspadori o Simen, ma possono essere anche Simeone o Simen con Raspadori dietro. Sei molto offensivo, attenzione, non avresti più attaccanti di riserva in panchina. Questa è una cosa che i mister non amano avere. Devi sempre avere un'opportunità, se qualcuno si fa male lo metti fresco, altrimenti se è già in campo e poi devi rifare la formazione diventa un po' complicato. Però vediamo, sono tante le ipotesi e ci divertiremo. Solo per Nando, aspetta, è uscito Diego, perché Diego esce solo se sto da questa parte, forse ce lo siamo persi. Vabbè, solo per ringraziarti e dirti che ad oggi come servizio per noi tifosi ti considero al pari di Paolo Del Genio. Vai così spacca, Nando da Bristol. Nando, io ti ringrazio infinitamente, per me è un onore essere accostato a quello che considero il mio mentore, nel senso che era un punto di riferimento, altro che non mentore, però era un punto di riferimento per me, uno di quelli che ha sempre parlato di calcio in maniera un po' più analitica, da tifoso, quindi da amante della maglia, da uno che vuole fare il bene del Napoli veramente, e si è creato a talmente tanta fiducia da parte delle emittenti che lo chiamano e da parte dei tifosi, che non ha bisogno di fare cose o di dire cose particolari per avere i suoi tornaconti. Veramente Paolo è arrivato a un punto della sua carriera dove non ne ha bisogno, e quindi se dice una cosa veramente ci crede e lo dice per il bene del Napoli. Questa è una delle cose più importanti, perché in molti altri vediamo un pochino i personaggi, vediamo quelli che dicono una cosa tranciante giusto per essere ritwittati, qualcuno dice una cosa tranciante perché deve andare contro il nemico dell'amico, e insomma Paolo sotto questo punto di vista è al di sopra di ogni sospetto, e quindi sono onoratissimo dell'accostamento. Allora, leggo altri messaggi. Inizia, dove inizia? Dimmi dove inizia, perché io sono sul del Napoli e non vedo niente. Ditemi dove inizia. Rigore per il PSG. Allora, quindi non parliamo. Ok, CN24. Di conseguenza io non ho i diritti. E quindi se vi volete spostare di là lo capisco, però io la seguo e vi commento. Voi potete fare le domande, andiamo a vedere subito cosa succede. Poi ci dovrebbe essere anche in conferenza anche Mario Rui prima, quindi probabilmente ecco vedo le due sedie. E già ho letto in chat i Garcia out, ovviamente ragazzi, mi aspetto poco da Mario Rui, le solite cose. Sarà importante capire che domande fanno a Garcia, che è lì che dobbiamo capire bene. Sì, è un peccato, Paco, è un peccato proprio. Non lo so se poi a questo punto potranno anche dire non ci sono stati tempi tecnici, anche se onestamente nel 2023 basta un telefonino collegato, basta un telefonino messo su un piedistallo e la puoi postare. Poi ci sono delle cose tecniche sicuramente, però non ci vuole nulla a farlo. Vediamo. Tutte le fuori casa non le fa vedere, solo quelle in casa.
Secondo me si deve lavorare a sinistra per creare tra Olivera e Kvara la stessa alchimia che vediamo tra Di Lorenzo e Poli. Questa è una bellissima considerazione tattica, sicuramente. Anche io credo che Olivera stia salendo nelle gerarchie di Garcia, poi anche perché nello specifico l'ultima partita di Mario Rui non mi è piaciuta e quindi lì si può fare qualcosa di meglio. Allora, no, non ho sentito. Mi puoi incalzare, Vincenzo, l'allenatore del Braga, sui difensori del Napoli? Gli hanno fatto una domanda sui difensori del Napoli, cosa ha risposto? Fammi sapere. Ma lei crede ancora nello scudetto? E là si deve alzare Garcia e deve... nel senso che parliamo della Champions, parliamo della partita, parliamo tatticamente, non parliamo di filosofia, non è più il tempo della filosofia, dobbiamo parlare tecnicamente di quello che non funziona. E va messo anche alle strette, bisogna fare domande pertinenti, precise. Formazione ideale per Vincenzone: Meret, Di Lorenzo, Amir, Nathan, Olivera o Mario Rui, Lobotka, Caiuste, Zielinski, Lindstrom, Politano, Osimhen, Raspadori. Quindi hai fatto fuori Kvara. A Vincenzo, un altro Vincenzo Olivera non piace proprio, peccato quel Parisi e 10 milioni non preso. Parisi è un bel profilo, però anche lui piccolino, sai, si sta andando verso il bisogno della fisicità anche su quella fascia. Io avevo un mio pallino che però non è un terzino più forte di Olivera o più forte di Mario, forse non lo so, potrebbe anche diventarlo in futuro, ma avevo individuato nel terzino della nazionale americana, Anthony Robinson, un profilo che non era esageratissimo, ma che te lo puoi permettere come costi, titolare della nazionale americana, ha fatto anche molto bene ultimamente con la sua nazionale, ed è un altro americano perché De Laurentiis aveva detto voglio gli americani, voglio gli asiatici. Sarebbe stata un'idea, ma non mi ascoltano e non ci posso fare niente. Buonasera. La mia teoria inizia a prendere sempre più piede. Garcia non ha visto il Napoli l'anno scorso, il che è probabile, amico mio, perché a differenza di Spalletti che era fermo e quando viene contattato a gennaio, ricordiamo, facciamo la cronistoria, viene contattato a gennaio, San Gennaio, anche per prendere la squadra in corsa, Spalletti dice no, però nel momento in cui dice no, lui sa che ha già il posto per giugno e quindi studia bene e riparte. Dopo aver visto il buono e il cattivo della squadra di Gattuso, riparte facendo dei complimenti ai giocatori, dicendo ho visto dove siete forti, ho visto dove si può aggiungere qualcosina, e parte con 8 vittorie consecutive, perché ci dobbiamo ricordare che il primo anno di Spalletti parte con 8 vittorie consecutive, quindi parte benissimo, si crea la fiducia nello spogliatoio, risulta un allenatore credibile, non si mette in contrasto con il passato, anche perché quei giocatori avevano sudato per creare tutto quello che avevano creato. Mettersi in contrasto netto con il passato non è l'ideale. Garcia l'anno scorso era impegnato in Arabia, quindi lontano dal calcio che conosciamo noi, è sicuramente un'esperienza che lascia il tempo che trova, ma comunque doveva lavorare. Certo non si poteva mettersi a guardare la Serie A così, per suo sfizio personale. E questo, aggiungici che un po' fuori dalle cose, un po' ti risponde, e questo io continuo a sperare che abbia mentito, ma resta una cosa grave. Non ho il tempo di guardarmi le nazionali, il passato non mi interessa. Questo ci è piaciuto poco. Se avesse vinto tutte le partite probabilmente avremmo parlato vabbè, non fa niente, diamo un taglio netto con il passato, ci piace il nuovo che avanza. Visto che ci sono stati dei problemi, è chiaro che dici guardatelo il passato che andavamo così bene. Che si è mangiato Immobile, nel frattempo voi state sentendo, state guardando, è giusto così. Allora, è interessante, non l'ho guardato dall'inizio, ho guardato da metà. Nel frattempo è difficile parlare con il rumore di sottofondo. Cerchiamo di abbassare un pochino. Fabrizio Romano è un top.
è un top perché parla, ora lui si occupa di mercato, però anche l'idea, l'hai sentito, nel futuro di fare l'approfondimento di mercato vero, cioè invece di dire solamente la trattativa, di dire il perché, come il direttore sportivo è arrivato a quella idea, cosa c'è dietro la trattativa e cosa c'è dietro io compro uno per vendere un altro o viceversa. Quindi fare un approfondimento di mercato serio da parte di uno che ha i contatti e che si è creato un impero, una rete infinita di persone che si fidano di lui, e noi ci fidiamo di lui perché non dice cose a caso, deve difendere la sua reputazione, è proprio il contrario di quelli che chiamano esperti di mercato e che le sparano tutte finché non ne beccano uno, e continuano a chiamarli. Lui ha raggiunto uno status quasi di irraggiungibile e viene chiamato direttamente dai giocatori. Il fatto quando viene chiamato da Holland che spendono una giornata insieme, e insomma molto molto bene. Buonasera amici belli, un saluto da Portogallo, sperando non ci lasciino in braghe e soprattutto speriamo che Garcia non faccia il permaloso e l'accentratore come Ancelotti quando subentrò a Sarri. A me fanno specie gli occhi di Garcia, lo sguardo perso non è mai un buon segno, ma siamo già, io vedo solo 2 sedie per ora, non c'è niente ancora, no? Il problema di Garcia è che parte sempre benissimo e poi dopo qualche mese si perde. Vabbè, ma questo, se guardi alla Roma, alla sua Roma, il primo anno lui arrivò secondo, non si perse dopo qualche mese. Parte sempre benissimo, dopo qualche mese si perde. In questo caso proprio il contrario, non è partito benissimo. Quindi speriamo, ecco, se tu mi dici questa cosa qua, io voglio sperare che lui nel suo percorso abbia imparato a gestire anche le sue forze, le sue energie, e abbia cambiato questo andazzo, e quindi non si parte benissimo, però duri tutta la stagione e non scoppi alla fine. Questo riguarda un po' la preparazione e un pochino anche il suo percorso. Quindi non lo so. Sarà partito in ritardo anche il taxi? Domani il Braga farà il Barcellona che avevo lasciato sul 3-0 tra l'altro. Ma è normale fare le conferenze stampa alle 10 di sera passate? Ovviamente non è normale, utente senza voglia, ma in questo caso parliamo di ritardi, di problemi con l'aereo, quindi il Napoli non era proprio potuto partire. Secondo me fantastichiamo troppo, lasciamo lavorare il Napoli. Secondo te i giocatori fanno difficoltà ad abituarsi a un nuovo schema oppure non vogliono abbandonare il gioco dell'anno scorso? Non lo so, io credo che in questa siamo in una fase di mezzo, Giuseppe, secondo me. C'è a metà quello che capitava anche con Ancelotti all'epoca, perché mantenne un pochino il 4-3-3 Ancelotti, però metteva Hamsik regista, il che funzionava e non funzionava con le sue caratteristiche. Io ricordo questa cosa, il regista che doveva andare a prendere poi il regista avversario in alto e quindi si creava il buco. Vedete che ritornano certe cose, certe similarità. Secondo me siamo in una fase di mezzo, cioè il giocatore sa che Garcia gli ha chiesto qualche altra cosa, ha nell'abitudine quello che ha fatto per 2 anni e si trova un po' in mezzo. Faccio questa cosa, poi mi fermo. Quindi questa indecisione tra l'andare diretto con quello che è la tua memoria muscolare, proprio i movimenti in campo, e le cose nuove, probabilmente ti creano un po' di imbarazzo e di lentezza di manovra. Per questo bisogna dare un po' di tempo. Cioè, io capisco che siamo, io mi sono riguardato, ragazzi, voi mi dovete dare atto, però l'avete fatto, qualcuno in privato lo ha fatto, dici tu non eri convinto. Se andate a riguardarvi, e fatelo a fine live, quando è stato ufficiale, mi pare che la thumbnail si chiama "Se diventassimo più rudi", io che vi parlavo dell'arrivo ufficiale di Garcia e vi dissi per la prima volta nella mia vita non era la mia prima scelta, non era la scelta mia principale preferita, e ho detto speriamo che va tutto bene, vediamo, analizziamo, e avevo messo alcuni dubbi sul piatto. Poi mi era piaciuto onestamente come si era presentato nelle primissime conferenze, l'ho visto tosto, l'ho visto con personalità, ho detto questo sarà credibile nello spogliatoio. Poi
alle parole devono corrispondere i fatti, cioè i giocatori devono fare quello che ti dice l'allenatore e devono vedere i frutti. Se non vedono i frutti si guardano un po' intorno, quelli con più personalità si parlano tra di loro e dicono ma sto allenatore siamo sicuri, e dicono, e credetemi, non pensiate che i giocatori sono al di sopra di qualsiasi discorso. Molto spesso i giocatori, quando poi li senti parlare anche nelle conferenze o nelle interviste, dicono le cose che dicono i giornalisti o addirittura le cose che dicono i tifosi. Quindi non pensate che poi anche i giocatori ne capiscono tantissimo di calcio. Io sono convinto di questa cosa. Qualcuno sì, poi diventano grandi allenatori e si vede. Altri sono degli esecutori di grande talento che fanno il loro lavoro così. Quindi anche tra di loro si possono dire le cose che si dicono i tifosi, chi se ne può, chi se gli dinarà. È facile che se lo dicono tra di loro, dice ma che gli dinarà, che sarà la frutta pure lui. Questo poi è il pericolo che bisogna scongiurare, e lì o è la società forte che si impone, fa la riunione, dice questo è mettetevi sotto e metteteci lo stesso impegno che ci mettevate prima, perché non si cambia, questa è la decisione, non ce lo possiamo permettere, oppure a me piace moltissimo e quindi questa è la decisione. Si va avanti con Garcia, si fanno fuori i giocatori che non sono convinti. La società forte deve anche fare questo per affermare quella che è la scelta del progetto. Si parla di ciclo, e come fai a fare il ciclo se tu cambi il direttore, cambi l'allenatore, cambi il difensore più forte della Serie A, cambi l'allenatore e poi lo cambi subito? È anche una missione di colpa che è difficile vedere, difficilissimo vedere. Un bacio Polli. Teniamo sempre presente i like però, perché lo so che questa è una live, anzi oggi di più oggi di più, mentre aspettiamo l'inizio della conferenza, di più like, arriviamo a 200, perché è una live improvvisa, è una live improvvisata che serve per stare in contatto, per tenerci tutte le novità che avvengono, e possiamo fare anche 130, non è 140, possiamo arrivare a 200, possiamo arrivare. Ho sentito dire che ADL ha scelto un allenatore non altisonante per dimostrare che ha vinto lui e non Spalletti è giunto. ADL sarà egocentrico ma non stupido. Questo è un discorso delicato, perché di base, secondo me, dimostrare che ha vinto lui e non Spalletti c'è. Ma è una mia opinione personale. Contemporaneamente sa benissimo, quando tu dici non è stupido, e non è stupido, sa benissimo che se metti me ad allenare o se mette Edoardo non si arriva, non ci si salva in Serie A. Quindi sotto questo punto di vista sì. Che poi Garcia, se non era Garcia, ragazzi, sarebbe stato Motta, sarebbe stato altri allenatori che probabilmente in rampa di lancio, qualcuno ti avrà detto di no, avrai fatto tutte le interviste del caso. Lui è anche l'uomo che ha preso Ancelotti e non è andata bene, in quel caso non voleva anche lui avere quello, era un po' costretto dal fatto che Sarri era una figura ingombrante e che i tifosi avevano bisogno di un nome importante per stare tranquilli. In questo caso c'è da dire che ADL era una condizione completamente diversa, perché i tifosi erano tranquilli e avevano dato il credito, io per primo, perché abbiamo vinto in condizioni che non ci aspettavamo nessuno, abbandonando parecchi nomi dello spogliatoio, facendo cose incredibili, indovinando gli acquisti, facendo una stagione straordinaria, a questo punto si può anche dire irripetibile, e quindi c'era il credito, e quindi anche la lentezza nel mercato è stata vista, aspetti, non facciamo la rivoluzione, aspettiamo, vediamo cosa succede. Abbiamo aspettato poco troppo, secondo me, abbiamo aspettato un pochino troppo, e forse pungolarlo non è male. Allora, Italia contro Ucraina, ho rivisto il Napoli in campo, che tristezza, come ci dice dalle stelle alle stalle, con Garzia. Calma però. Ragazzi, non tutte le opinioni sull'allenatore vi può piacere o non può piacere, però rispetto, questa è la chiave di questo canale, è un'oasi nel calcio, proprio per questo che noi
anche quando siamo al massimo della insopportabilità e non riusciamo a sostenere e a vedere delle cose, non ci rivolgiamo così a dei professionisti che tra l'altro lavorano per noi. Quindi non fatemi censurare. Mi ero perso questo messaggio di Roberto. L'anno di credito ADL è già andato. Ma io avevo detto un anno di credito proprio, un anno? Se avevo detto un anno, sì, è già andato. Ma il campionato è lungo. Ma però io ti sto dicendo proprio questo, nel senso che invece di bocciare il progetto Garcia, io sto dicendo vediamo un attimo, diamogli il tempo di lavorare. Non ha avuto tanto tempo con Nathan, non ha avuto tanto tempo con Caiusto, non ha avuto anche impegni estivi pregnanti, importanti, allenanti, che quelle amichevoli contro la Unane ti sembra tutto a posto e invece adesso le squadre vere si vede. Quindi no, non è che è finito il credito, però l'impatto con quello che è stato il gioco di Garcia in questo momento è un po' desolante, quindi non stiamo scendendo in piazza a fare la rivoluzione sicuramente, però vabbè. Allora, fra poco Garcia dirà non ho tempo per allenare la squadra. Io poi dissi il fatto, ho sottolineato un paio di volte la questione della bambina appena nata, perché nessuno ne parla, però secondo me, e non sono padre, secondo me una delle cose che ti sconvolge, lui ha anche altri bambini, non è la primogenita che ti fa uscire pazzo, ha anche altri figli e quindi, però è comunque un evento sconvolgente all'interno delle 48 ore prima e dopo, ok? Quindi quando lui ti dice non ho avuto il tempo così, eppure può essere anche una forma di altro che mentire, di estrema sincerità, dove lui ti dice non ce l'ha detto esplicitamente, però è nata la creatura e ci sono delle priorità nella vita, i punti, perché ragazzi ripetiamolo, De Laurentiis non ha bisogno di un altro scudetto e non è il suo primo obiettivo, non lo era neanche l'anno scorso, non lo era, dobbiamo essere chiarissimi sotto questo punto di vista. Se pensiamo che questo, allora ADL ha fallito la scelta dell'allenatore, ha fallito che non hai comprato un direttore sportivo, hai fallito che non hai fatto un mercato aggressivo per vincere lo scudetto. Se partiamo da questo presupposto che non è un altro scudetto l'obiettivo del Napoli, se lo siamo tolti lo sfizio, abbiamo esultato per un anno, il percorso ce lo siamo goduti, bravo ADL, bravi tutti e che bello. Non è oggi l'obiettivo, perché la conferenza lui 12 agosto non l'ha tenuta e non ce l'ha detto. L'obiettivo che sappiamo qual è, e ce l'ha detto anche Garcia, il Napoli deve stare sempre in Champions, il Napoli deve entrare sempre tra le prime 4 e il Napoli possibilmente deve fare sempre meglio in Champions, cioè i quarti, gli ottavi, la finale, la semifinale, andare sempre oltre i gironi, magari non lo so quanto interessa a noi tifosi però alzare un trofeo come la Coppa Italia, la Supercoppa, queste fanno piacere, non ne abbiamo tantissime che possiamo snobbarle le coppe, attenzione. Quindi se partiamo da questo presupposto, Garcia più che bene, Garcia può perdere qualche punto per strada, Garcia vogliamo pensare che 35-36 punti li fa anche senza allenare al massimo del suo impegno nel 35 all'andata, 35 al ritorno, e vediamo se bastano. Eccoli. Si scusa, non è colpa nostra, ma ci scusiamo noi comunque. Ok. Corriere.
qualcosa che non va, dice il momento. Oggi parliamo della Champions. Dobbiamo essere più continui. Sì. Campionato è una cosa. Già ha detto una cosa importante. 6 partite contano di più di quelle di campionato. Ah, traduzione. Già si può dire. Allora, come vive questo momento, se c'è qualcosa che non va, e lui già dice vogliamo una classifica migliore, questo che non va sicuramente. Abbiamo cominciato bene, poi dopo con la sconfitta abbiamo giocato bene solo un tempo, con il pareggio abbiamo giocato bene solo il secondo tempo, quindi serve la continuità. Però dice adesso dobbiamo pensare alla Champions, la Champions è diversa dal campionato, ci sono solo 6 partite e contano di più. Attenzione, andiamo avanti. Ah, grande Mario Ru. Vabbè, Mario Rui è proprio un leader. Squadra unita. Siamo carichi. Un attimo. Allora, praticamente Iannicelli aveva fatto la doppia cosa, la domanda a Mario Rui e una curiosità per il mister se aveva sentito De Laurentiis dopo la partita, e Mario Rui è intervenuto a gamba tesa sorridendo, diceva come faccio a sapere se si sono sentiti? E poi dice, grandi sorrisi, sta molto sorridente Mario Rui, occhio spiritato tra l'altro, è bellissimo. E dice non è poi un momento così difficile per noi, sappiamo dove abbiamo sbagliato, ci lavoriamo, adesso pensiamo alla notte di Champions. Vediamo la curiosità. Chiedetelo a lui. Aia. Garzia risponde l'ho sentito né più e né meno del solito, ci siamo sentiti domenica, poi ci siamo risentiti stamattina, io sono sereno e se lui è sereno chiedetelo a lui.
Cosa non funziona ancora, gli chiedono. Più efficaci. Prendere la porta, non prendere gol. Ci dice ok, traduzione. Spalletti, oh cazzo. Garcia dice sì, abbiamo preso troppi gol, 5 gol, però solo 8 tiri nello specchio, e poi li descrive, uno in rigore, uno in contropiede, eccetera, eccetera, quindi non è che difendiamo così male, tutti i gol sono presi in maniera diversa, dobbiamo arrivare a migliorare anche questo, fare dei clean sheet, e così saremo più efficaci se prendiamo la porta e non prendiamo gol. Claudia. Il pressing. Grande. Con il oh, insomma, dice, mi sembra che con tutto il rispetto state un po' esagerando con questo periodo difficile, alla fine sono solo 2 partite e il pressing offensivo svia la risposta, non risponde in effetti tecnicamente, che dice magari le squadre rispetto all'anno scorso sono meno sorprese, sanno, ci studiano, ci aspettano e fanno di più, cosa che ci aveva detto anche Spalletti e cosa che noi sapevamo. Quando c'hai poi con lo scudetto addosso è chiaro che ti conoscono bene e vogliono farti lo scherzetto. Ci ha detto che siamo esagerati, per un Mario Rui che vedo abbastanza sereno. Quarastelia, mannaggia. Come stanno Kvara e Osi? Nathan. Tutta la rosa importante.
Che pare. Mm. Mm. Non posso, Daniele, non posso, mi bannano. Non risponde su Nathan? No, c'è la risposta, la traduzione. Gli chiedono di Kvara e di Osi e anche di Nathan. Dice Osi alla fine non ci sta niente da dire perché ha cominciato bene, 3 gol in 2 gare, poi dopo si è fermato. Per quanto riguarda Kvara la situazione è un po' diversa, ribadisce l'infortunio che ha avuto durante il ritiro, che quindi ha un po' rallentato la preparazione. Lui lo vede tranquillo, certo il gol lo aiuterebbe, lo potrebbe sbloccare, secondo me ci sta pensando, e gli dice proprio questo, di giocare tranquillo senza pensare al gol, che poi il gol arriverà. Su Nathan non ha risposto e poi ne parliamo di Nathan, Attenzione Giovanni, non facciamo, questa me la segno, poi dopo ti rispondo. I punti di forza della scorsa stagione per Mario Rui: brillantezza, sta pure Nathan. Mario sorride, dice non mi ricordo tutta la domanda, troppo lunga. Il gruppo è coeso, Natavo. Gruppo unito, compatto, coeso. Alla fine siamo sempre gli stessi. Condizione fisica è buona. La vostra percezione, perché fisicamente stiamo bene, questo è importante comunque come risposta. Siamo noi che scendiamo in campo, è un Mario Rui che tende a difendere Garcia. Interviene Garcia. Ok, è intervenuto Garcia e siamo all'inizio. Allora, è intervenuto Garcia per completare la risposta di Mario Rui, dice anche le statistiche dimostrano che nel secondo tempo del Genoa siamo andati meglio che nel primo, quindi è una squadra che fisicamente sta bene, e la risposta di Mario Rui è abbastanza a difesa del mister, perché dice le cose buone, le cose cattive sono anche merito e demerito nostro, siamo noi che andiamo in campo, quindi un po' a difesa
dell'allenatore in questo momento. O può essere anche questo. Benvenuto Daniele Limongello. Venite, iscrivetevi al canale e lasciate i like. Chiedono del Braga. Bruma. Ok, in questa risposta Garcia dice: prima di tutto voglio sottolineare che venga tradotto bene, che veniamo per vincere con determinazione, vogliamo i 3 punti, giochiamo solamente per vincere, quindi riporta a quella famosa dichiarazione che non era piaciuta a nessuno: quando non puoi vincere è meglio non perdere. Lo sottolinea una seconda volta e poi fa un po' l'elenco di Salvini, un po' l'elenco della spesa, per farci capire che se l'è studiato, perché ragazzi questi sentono tutto, si sta sentendo addosso questa cosa che Garcia non ha studiato, Garcia non ha letto le cose, la cosa che gli ho detto io. Te lo sei studiato il Genoa? Mario, domanda per Mario. Calcio d'angolo a zona uomo. Coincidenza? Abbiamo sofferto. Guarda Garcia che entra pure lui a gamba tesa. Allora, gli chiedono differenza tra uomo e zona nella difesa dei calci d'angolo. È una coincidenza che avete preso gol sotto con questo cambio, e Mario gli dice: è una coincidenza. Poi dice anche l'anno scorso abbiamo sofferto sui calci piazzati. Onestamente non lo so, non mi ricordo di aver sofferto così tanto l'anno scorso. Sicuramente dobbiamo migliorare, anche perché poi aggiunge una cosa che è vera, perché anche quando difendi a zona devi prendere l'uomo. Quanto è lontano il Napoli che ha in mente rispetto a questo? Non deluso, non sorpreso. Primo tempo con la Lazio. Ottenere. Questo è quello che cercheremo di ottenere a partire da domani. Garcia si dice: non deluso e non sorpreso, io devo conoscere la squadra deve conoscere me, quindi dobbiamo conoscerci, e ribadisce quanto di buono fatto nel primo tempo con la Lazio. Sta milcando parecchio questo primo tempo.
Ah, si ritorna a Nathan. Oh, log. Non gioco. Ribadisce i problemi fisici di Nathan che ne hanno rallentato l'inserimento. Parla di questo problema a ginocchio che sono stati risolti, ma aggiunge dopo. Mario non se ne frega della nazionale. Gli chiedono a Mario Rui se questo è un avvicinamento per riconquistare la nazionale. Dice: non ci penso, io penso ai 3 punti per la squadra, mi fa piacere giocare in Portogallo, ma non è il mio obiettivo principale. Ultime 3 domande. Vai. Ah, domanda in portoghese. Non capisco nulla. Sta parlando Mario Rui in portoghese, quindi per questo leggo i vostri commenti. Risposta lunga di Mario Rui, forza, facciamo in fretta. Molta gente pensa il contrario, ma in realtà Napoli? Domanda. Che Braga si aspetta? Squadra forte? Come si sente a Napoli? Siparietto? Ha segnato Provedel. Dice Napoli è una città più bella che lui dove è stato. Vabbè. Come ha segnato? Di rinvio? Si è buttato in avanti? Come ha segnato? Di testa. Altra risposta di Mario Rui in portoghese.
Ancora sulla nazionale. Vabbè, gli è dispiaciuta la nazionale, però se l'è guardata come tifoso. Ho giocato qua con il Marsiglia. Stadio particolare. E il Braga è cresciuto, visto che adesso è in Champions League. L'aveva incontrato con il Marsiglia in Europa League. Nessun eccesso di fiducia. Non ci sarà sottovalutare il Braga, giocheremo al 100%. Grazie e buonanotte. Ce ne andiamo subito. Molto sorridente Mario Rui, c'è stato anche un mezzo siparietto con Garcia dove l'ho abbracciato. Fatemi vedere se lo riesco a recuperare, perché c'è stato un momento in cui si sono toccati. Vabbè, cambia poco. Chiudiamo qua e arriviamo a noi, visto che a questo punto possiamo fare le nostre ipotesi di formazione. Gol da bomber, ovviamente parlate tutti di questo gol di Provedel che recupereremo, diceva mio cugino Daniele. Recupereremo quando eravamo in svantaggio nelle nostre partitine tra cugini. Quindi Milan-Newcastle 0-0, il Lipsia batte lo Young Boys in trasferta 3-1, 2-0 del Paris Saint-Germain sul Borussia Dortmund, Feyenoord-Celtic 2-0, Manchester City Belgrado 3-1. Erano andati in svantaggio e come da previsto non ha manco segnato ha segnato Alvarez 2 gol, nemmeno Holland. Lazio Atletico Madrid 1-1. Hanno recuperato lo svantaggio. 5-0 del Barcellona e 3-1 del Porto contro lo Shakhtar Donetsk. La conferenza è finita. Allora, la fiera della banalità si può dire, però onestamente c'è stato un pochino più di pressing da parte dei giornalisti, si può dire, si è cercato di tastare il polso, di capire se effettivamente hanno la consapevolezza di quello che si sta dicendo nell'ambiente Napoli. C'è stato insomma la ricerca di capire se loro sono preoccupati oppure no, e secondo me abbiamo avuto delle risposte in tal senso, perché Mario Rui mi è sembrato abbastanza sereno, Garcia un pochino meno sorridente dell'inizio stagione, Garcia un pochino più preoccupato, si può dire anche serio sotto un certo punto di vista, però ribadisce che bisogna avere un po' di tempo, ribadisce quanto di buono si è fatto, è consapevole di quanto non di buono si è fatto. E abbiamo secondo me la situazione Nathan che recuperiamo, perché lui dice sì, abbiamo risolto quei problemini fisici, ma devo metterlo nelle condizioni ideali. Quindi quello che ci aveva detto nella conferenza scorsa, dove lui dice io ero pronto per far giocare Rachmani-Nathan, era per il Genoa, non era per il Braga, non era per la Champions League. Quando lui mi dice devo mettere il mio giocatore nelle condizioni ideali per esordire con tranquillità, probabilmente non è la Champions League la partita
per l'esordio di Nathan. Di conseguenza noi ci spostiamo con un ambrabam tattico, vedete che si può fare tutto così, proprio senza proprio biasimo, senza problemi. Devo aggiungere solo Lindstrom che è ancora, lo mettiamo là, pronto ad entrare. I miei dubbi erano questi e io ve li sviluppo tranquillamente. Mettiamo Lindstrom un po' più piccolino qua sull'azzurro fluido. E la situazione è questa. Ora datemi pure voi qualche spunto, perché il dubbio del difensore, come vedete, io già l'avevo messo come dubbio, nel senso che Garcia ci aveva detto che era pronto, ma ho pure pensato a Champions League si affida a quello esperto. Si affida a quello esperto, così pensano gli allenatori. Quindi era più il dubbio Juan Jesus, Ostica, Nathan, e là lo risolviamo. Immagino il ritorno di Olivera, nonostante ci sia stata la conferenza di Mario Rui, io immagino Olivera titolare. Ho il dubbio su Anguissa per una questione di... non mi è proprio piaciuto onestamente, è un dubbio che io non so se ce l'ha il mister, se pensa comunque di partire con i tre titolarissimi del centrocampo, e il dubbio Politano, nel senso che sicuramente come gerarchie per Garcia Politano è il titolare di quella fascia, però i problemini fisici è stato forzato a rientrare in campo, però è in gran fiducia. Quindi vediamo un pochino come la pensate voi. Qua mi dite Juan Jesus, JJ, Anguissa, Politano. Vincenzo dice siamo messi male. Domani 4-3-3. Nessuno ha fatto una domanda su Lindstrom, pagato 25 milioni per essere il sostituto di Lozano e ha giocato 2 partite in 15 minuti. In 2 partite 15 minuti. Esatto. Tra l'altro, amico mio, buttato nella mischia appena arrivato, quindi quelle non erano le condizioni ideali. Lì Garcia onestamente non mi è piaciuto, perché hai buttato veramente nella mischia sperando nel jolly, dici vediamo se questo mi fa un dribbling vincente, e l'hai buttato così, senza allenamenti, senza storie, senza tattiche. Là non mi è piaciuto, perché là metti il ragazzo in condizione di non poter far bene. Hai sperato nel predestinato e là non è stata proprio una scelta razionale. Anche il Sapero in Champions ha sempre fatto il fenomeno, e questo è vero, e questo è assolutamente vero, il che mi fa piacere se lo fa, ma mi dà fastidio se poi non me lo fa vedere in tutte le partite. Politano sta in forma, dovrebbe giocare, secondo me vale la formazioni, e poi lo aggiungi. L'anno scorso era tutto più chiaro, poi non ci capisco nulla, ci vuole un po' di tempo, amico mio. Nacerbo spera in un 4-2-3-1, è il primo anno di Garcia, viene una piazza difficilissima, un presidente poco tranquillo e pacato. Kim e Kim non ce l'ha Garcia, Ostiziero e Kvara sono presi da rinnovi vari. Calma con Rudy, JJ Anguissa e raspa, anche se mettere Cajuste. E in effetti Cajuste è uno di quelli che è entrato bene, anche lì potrebbe essere un discorso, dice sì, Anguissa, ok, però se è vero quello che ci ha detto, io devo dare anche un segnale a quelli che si comportano bene nell'allenamento, potrebbe essere anche un premio guadagnato da Cajuste, cioè essere entrato benissimo nel secondo tempo, e dice ti sei guadagnato la titolarità, anche per dare un po' di pepe ad Anguissa, e dice oh, se non ti sbrighi il ragazzo dai capelli gonfi ti prende il posto, e sarebbe interessante. Ma Lindstrom in un ipotetico 4-2-3-1 come trequartista sicuramente è forse la posizione sua ideale, più che sulla fascia, perché è uno che svaria molto, secondo me potrebbe funzionare. Ma se giochi 4-2-3-1 stai sicuro che il preferito è Raspadori. Juan Jesus, Cajuste e Politano. In Champions devi giocare Lindstrom, sono le sue partite, se non vuoi Lindstrom ci butti Raspadori che è in forma. Anguissa, se è sulle gambe allora che si rischi Cajuste, è entrato bene la scorsa, esatto. Potrebbe anche iniziare con Cajuste al posto di Lobotka o Elmas al posto di Zielinski, non credo che Anguissa starà in panchina. Quindi tu metti addirittura in discussione Lobotka e Zielinski e Anguissa in campo. La vedo dura. Ostica ha fatto sempre ottime prestazioni in Champions, io ce lo vedo. Io vorrei un Cajuste al posto di Anguissa per vederlo meno senza scarpe. Cajuste titolare, Politano è troppo in forma per lasciarlo in campo. Oronzo, Garcia,
Nathan con i tuoi, Pasqua con chi vuoi, Scarsia all'Ancelotti, Benitez, si gioca male, devono risolvere i ragazzi con giocate individuali, molto tranciante Fabio Versatile in questo periodo. Domani sera fa doppietta Rachmani di testa, ma da chissà quando arriva l'ordine dei nuovi scarpini le ciabatte non vanno bene per l'autunno. JJ in difesa, la differenza è che durante il ritiro non c'era DS come link tra umori, giocatori e nuove idee dell'allenatore. Buonasera, non voglio fare il complottista, ma che dici? ADL prende Garcia per non fare Ancelotti 2 e bruciare il suo nome, anno prossimo grande mercato in uscita, nuovo ciclo e nuovo allenatore? No, non penso. Gli ha fatto comunque un contratto di 2 anni più 1, quindi io non credo che abbia questo come idea, non credo. Ricordate le critiche feroci a Sarri esordienti, giusto o sbagliate che fossero? Credete proprio che i sostituti improbabili, non saprei manco chi, siano meglio della cura di Garcia, che escludo sprovveduto? E secondo me questo è un discorso giusto e maturo da fare, amico mio, perché se tu esoneri Zanetti, lo trovi il sostituto, prendi Andrea Azzoli e probabilmente vai anche a migliorare. Ma se sono di Garcia e chi trovi in questo momento? Abbiamo escluso Conte, no? Dalle idee, perché ve l'ho spiegato a inizio live, perché sarebbe tutto molto molto fantasioso e complicato mettere Conte sulla panchina del Napoli. Chi c'è di libero che non ti ha detto già di no e che metti in corsa e che si prende una patata bollentissima, che non conosce le situazioni, che fa il 4-3 perché De Laurentiis è stato molto preciso sotto questo punto di vista? Non lo so, può essere pure che la cura significa dare un po' di fiducia, ma la fiducia vera e incondizionata, come si faceva con Sarri, come si fece con Sarri, disse no, e Sarri resta. Nel frattempo sono volati tutti i messaggi, certo che c'è Zidane, certo, l'ha preso, è già all'Hotel Vesuvio. Lopetegui, forse sta Lazio manca proprio l'Ariete in aria che la risolve Provedel. Però Sarri, nonostante i risultati pessimi, si vedeva già che stava lavorando su qualcosa in campo. Ad oggi non saprei dire il Napoli su cosa sta lavorando per approcciare le partite. Era da puntare a Nagelsmann quando si poteva. Non so, o chiarisce le idee, se non vuole Lobo metta Caiuste anghissata al primo minuto, è tutto né carne né pesce, ma non ha il coraggio il Garsi, allora faccia il meno possibile. Va bene la curiosità di vedere Nathan, ma se non l'hai fatto esordire con Frosinone o Genoa non vedo perché dovremmo darlo in pasto al Braga in UEFA Champions League. Prima non ero pronto e ora titolare in Champions. Ma noi seguiamo minuto per minuto, quindi non è che noi seguiamo minuto per minuto l'evoluzione e la comunicazione di Garcia. Lui ci ha detto che era pronto, perché era la sua idea di farlo esordire con Rachmani con il Genoa. È pronto, di conseguenza se tu mi dici che è pronto deve giocare. Ovviamente ci aggiunge, devo metterlo nelle condizioni migliori per esordire. Questo è il giudizio di Garcia per Nathan. Non è stato preso il vice Kim, il nuovo Kim, il sostituto di Kim. È stato preso il sostituto di Juan Jesus e Kim è stato sostituito con Juan Jesus. Che piaccia o no, questa è stata la scelta del Napoli, avallata da Garcia, col pizzico sulla panza, stringendo i denti, con un po' di zucchero per indonare la pillola. Questa è stata la scelta del Napoli. Attenzione, e quando poi ce la prendiamo con Garcia, che è giusto, sono il primo, andatevi a vedere il video di quando Garcia è stato ufficializzato, teniamo presente anche questo, perché non voglio che poi si butti tutto addosso all'allenatore e non si distribuiscano le altre responsabilità che ci sono e che devono essere prese in considerazione. Poi basta che non giochi Juan Jesus, che è scarso, e questa è la risposta del tifoso medio che oramai se la prende con Juan Jesus. È così. E non ci fai niente, con Mario Rui quando fa 2 campionati uno meglio dell'altro e comunque viene attaccato, qualcuno lo fa diventare un meme positivo, qualcuno no, e vi sto ripetendo, Mario Rui ha giocato malissimo nell'ultima partita con Genoa. Io amo
l'obiettività il più possibile, perché poi siamo tifosi con i nostri gusti e i nostri giudizi personali sui giocatori, però dobbiamo guardare le partite senza i paraocchi, senza il prosciutto del tifoso, della preferenza davanti. Se Mario Rui fa un grande campionato, Mario Rui ha fatto un grande campionato, lo dicono i numeri, non lo dice la voglia mia di difendere Mario Rui. Mario Rui ha fatto un grande campionato, lo dicono i numeri. Mario Rui fa una brutta partita, lo ha detto la partita, lo dicono i numeri di Mario Rui. Di conseguenza possiamo evitare di avere un giudizio a prescindere, perché ricorderò quello che si diceva di Osimhen giusto un anno scorso, giusto un anno fa, che Osimhen non può essere il centravanti che risolve tutto, che Osimhen tecnicamente è scarso, che non è buono, che 20 gol non li fa. Osimhen capocannoniere, devono essere messi in condizioni, e qua ritorno poi a Garcia. Spalletti nella sua semplicità individua i punti deboli del Napoli e li nasconde, giocando in un certo modo ed evitando a Mario Rui di essere poi, avendo il lato forte, no? Se tu recuperi la palla sul lato forte del Napoli dove gioca sulla sinistra e tu stai giocando qua con Zielinski, con Kvara, giochi qua, se tu avversario recuperi palla qua, la cosa migliore è sventagliare, e quindi vai a dare l'attacco sul nostro lato debole, è chiaro, e quindi c'hai meno pressione sul Mario Rui. Ma questi discorsi o li avete capiti già e quindi è inutile che ve li ripeto, oppure non li capirete. Garcia sicuramente deve prendere le misure ai giocatori, ma è anche vero che parecchi di loro non mi sembrano al top. Kvara non avrebbe mai fatto quel gesto a Spalletti. Ma tu dici Kvara non avrebbe mai fatto quel gesto a Spalletti perché? Approfondiamo, Michele. Perché Kvara aveva più considerazione di Spalletti? Perché Spalletti è un uomo che non si tiene alcun gesto? Perché Kvara non sarebbe stato sostituito da Spalletti? Veniva sostituito da Spalletti in condizioni anche diverse, cioè con il Napoli magari in vantaggio, tranquillamente, con una situazione di tranquillità. Non avrebbe mai fatto quel gesto a Spalletti perché? Perché il momento di Kvara è un pochino sta nervoso anche lui, secondo te? Mi sa Mario Rui sarà titolare. Io penso che JJ, centrocampo, Elmas, Lindstrom, Raspadori, secondo tempo. Sottovalutiamo troppo la partenza del preparatore atletico di Spalletti. Lo stesso Garcia disse di essere dispiaciuto, sì, perché lo ricordiamo, loro volevano tenerlo Sinatti e ad affiancargli l'altro preparatore di fiducia di Garcia. Perché Spalletti non avrebbe fatto quella cosa, dice Dario, cioè non l'avrebbe quando stai poi sul 2-2, non metti Zerbin. E Zerbin entrò anche contro il Milan, se lo ricordate, e fu pure attaccato dai tifosi. Ricordo che lo dovetti difendere. Io vi ricordo che Spalletti con i cambi non era sempre un asso. Purtroppo GG è stata messa alla mercé di tutti, perché la società non si assume la responsabilità di dire le cose come stanno sul sostituto di Kim. Sposo questa lettura. Mi dispiace che GG sembra un ripiego e tutti ne parlano a mano, quando è un difensore di esperienza, soprattutto in sempre, si è sempre ucciso per la squadra, senza dire una parola, tra l'altro preso per fare questo. Questa è la differenza che secondo me in pochi stanno sottolineando. Juan Jesus, quando fu preso, fu proprio un'idea, secondo me, positiva. È un giocatore di esperienza, un giocatore che conosce Spalletti, un giocatore che ha i suoi chilometri in campo internazionale e nazionale. Lo prendi perché poi diventa uno che è affidabile nel caso in cui ti serve, in caso deve far rifiatare un titolare. È proprio perfetto. È proprio quell'operazione che tu dici: un leader silenzioso, uno che si fa sentire nello spogliatoio senza fare casino. Piace proprio l'acquisto di Juan Jesus. È chiaro che se me lo metti titolare assoluto di una squadra che vuole rivincere lo scudetto, io sono con voi nel dire no. Non puoi fare il paragone con Kim, non ci sta tecnicamente, tatticamente, fisicamente, non ci sta come reattività, come muscolo, come età. Non ci sta il paragone ed è ingeneroso
è ingeneroso un paragone del genere per il ragazzo, ed è per questo che dobbiamo veramente mettere sul piatto un po' tutto e capire le scelte di Meluso. Che poi bisogna dire le cose come stanno. Nessuno dice quale sarebbe stato il sostituto ideale acquistabile sul mercato. Vedere Danso, please. Tra l'altro, Giuseppe, sì, è chiaro, noi adesso Danso magari non sta facendo, no, io non lo sto seguendo, è un po' come si diceva di Koulibaly, che poi Koulibaly nel Chelsea non è andato benissimo. Devi pure vedere come sta andando la squadra, perché il Chelsea era un cantiere a cielo aperto e Koulibaly è andato male all'interno di una squadra che è andata tutta male. Può essere pure che prendi Danso e nel Napoli funziona benissimo, gli metti vicino Di Lorenzo, gli metti vicino Rachmani, Lobotka, chissà, e Danso funziona benissimo. Non possiamo dire che Danso è scarso perché non è venuto oppure perché sta facendo una stagione sbagliata. Il contesto che poi dipende, perché magari Nathan funzionava benissimo nel Bragantino e noi invece lo dobbiamo aspettare. Danso, Lenormand, chi era quell'altro, Kilman, tutti questi nomi che sono usciti, Mavropanos, quell'altro greco, si sono fatti tanti nomi. Non ti posso dire chi poteva essere meglio di Juan Jesus, può essere pure che non c'era meglio di tra questi nomi. Ci poteva sicuramente però essere in giro per il mondo uno più pronto di Nathan che ti dava l'alternativa subito. Itakura, si è parlato, su Itakura avevo fatto pure l'approfondimento, mi ero convinto, ti piaceva la cosa esotica dell'asiatico che ti porta anche qualche cosa. Elmas Lindstrom, Kilman, visto qualche partita veramente niente di che. Simakan, difensore dell'Ipsia che doveva essere sostituto, oggi ha segnato. Lenz 4 sconfitte e un pareggio, capì? Se poi sono tutti autogol di Danso e sta sbagliando tutto lui, non lo so. Questa è la maledizione di chi si permette di sfottere il Napoli. Ci sta tutta come karma, ci sta tutta. Non lo so, onestamente. Mavropanos, esatto, ma si tiene JJ. Il mercato e il bilancio lo può fare il presidente, ma la formazione no, la deve delegare. Su JJ il calciatore a suoi limiti è professionista straordinario. Comunque questa situazione è figlia della gestione confusionale che viene dall'alto. Zero progetto. Kim si sapeva da maggio e questo è vero, cioè, lo sapevi già che se ne sarebbe andato e non ti prepari prima il sostituto, o forse lo hai preparato, caro Gigi. Io poi non mi vedete perché volevo fare la formazione, o forse ti eri preparato però ti hanno detto di no, o non hai offerto abbastanza e pensavi di poter fare. In breve hanno chiesto all'allenatore del Braga se fosse giusto un quarantenne in marcatura su Osi e lui ha risposto con disprezzo che si devono preoccupare più i difensori del Napoli che i suoi. Ok, quindi praticamente giornalisti polemici con quelli del Braga, si parlava di fatemi vedere di fonte, immagino. Se poi li provochi va a finire che gli dai più forza. Lo dice stesso il nome, Natano l'hanno pigliata per Natano. Domani con una prestazione convincente ci dimentichiamo di Zerbin per Kvara, del video di Raspe nazionale, di Nathan, sì o no, dei inciampi vari e addio a tanto fermento polemico. Non lo so Luigi, perché poi chi oramai si è fatta un'idea tranciante è capace che la mantiene, anche per avere quella cosa. Poi mi direte, il tempo mi darà ragione, e se uno poi aspetta, il tempo ti dà sempre ragione, se tu aspetti. Ci sta pure quelli che dicevano di Spalletti non è buono, se deve andare, il tempo mi darà ragione. Spalletti alla fine si è servito lo scudetto e se n'è andato. Quindi non lo so se finiranno le polemiche. Io credo che anche con delle vittorie, se non sono poi convincenti al 100%, ci possono essere degli strascichi e qualcuno continuerà a dire cacciamolo adesso, non quando ritorneranno i problemi. Sono quasi sicuro. Bastava Kim per vincere contro Lazio? Perché credete veramente che bastava Kim per vincere contro Lazio e Genoa? Ovviamente non stiamo dicendo questo.
Secondo me è troppo presto per pensare a un Gazziato. Sarri le prime partite fece malissimo, Gasperini ci mise mesi prima di far bene all'Atalanta. Meluso che senso ha? Anche lui quarta scelta? No, ma non è nemmeno quello può essere pure che è una prima scelta. Nicola, è molto diverso. Meluso è una prima scelta proprio perché non vuoi un direttore sportivo, un personaggio che si occupi del mercato che faccia lui le cose. L'ha fatta lui in prima persona, De Laurentiis, tutto lui in prima persona. Questo è il rischio che si sta assumendo. È un rischio bello grosso. Se lo vince, vince tutto lui. Se lo perde, sarà lui l'obiettivo delle critiche. Si sta prendendo un grande rischio De Laurentiis. Io non posso prendermela con Meluso. Meluso è alla prima sua esperienza importante e non è il paragone con Giuntoli è sbagliato, perché Giuntoli era uno giovane che voleva arrivare, affamato, che puntava alla scalata. Meluso mi sembra più uno di quelli che ha avuto adesso l'occasione della sua vita e dai, cioè, tranquillo, e lo abbiamo visto in conferenza, come dice io non so ancora, sono appena arrivato, adesso vediamo. Poi che cosa gli stanno facendo fare? Qualche intervista in prepartita? Non lo so, onestamente. Lo rivedremo a gennaio e ne parleremo poi a gennaio, però l'impressione è che abbia fatto tutto De Laurentiis, con Micheli sicuramente molto presente quando arrivavano i giocatori, quelli là presi dal suo scouting, dal suo gruppo, dal suo osservatorio, però poi c'è tutta un'altra storia di mercato, c'è il saper vendere, c'è avere un consiglio sui rinnovi, c'è capire questo qua lo devi vendere adesso perché sennò poi dopo è difficile, tutte queste situazioni qua. Non è così facile. Fonte, ok. Allora, a me non interessa il risultato, voglio vedere un piano gara e una parvenza di gioco e speriamo di vederla al più presto. Cosa ne pensi di Polito, di essere il bar? Ho visto quell'espressione, come mi sembra uno molto competente, forse personalità e presenza, forte personalità e presenza, forse anche troppo, e anche molto rustico. Non c'è un altro termine, non c'è un altro termine per descrivere quello che ho in testa. Rustico nel suo approccio con il microfono, con le domande e con le risposte. Non lo so se è quello che serve al Napoli. Serve un pochino, anzi, serve abbassarli i toni. Se mettiamo un altro di quelli che grida, penso che non è il caso. Serve toni più bassi. Allora, hai inviato un vocale, bravo Fabio. Non è previsto oggi vocali, non sono previsti. No, volevo fare la formazione, allora, io immagino Olivera, immagino Rachmani, Di Lorenzo credo che giocherà. Nathan lo mettiamo qua in panchina. Juan Jesus, credo Juan Jesus, ragazzi. Io poi non devo indovinare, non me ne frega, non vinco niente se indovino, mi atteggio all'inizio della reaction e non c'è altro da fare. Anche sa rispetto a Cajuste, anche se Cajuste però anche sa, io ragiono anche in un altro modo, è stato tirato fuori quindi è riposato. Capite? Lobotka adesso, se non fai giocare Lobotka ti tiri dietro una serie di improperie e di grandissime critiche che non te ne esci più. Zielinski, faccio un altro discorso sull'affaticamento. Su Zielinski tengo l'ipotesi Elmas o Raspadori, o addirittura Raspadori, Elmas. Raspadori è in grande fiducia, in grande forma. Tengo l'ipotesi Elmas che ha riposato, pure Raspadori è riposato. Tengo l'ipotesi perché poi ci saranno partite una dietro l'altra e Zielinski lo stai utilizzando forse troppo, e per non fargli perdere la cosa la rischio Elmas qua, Raspadori come possibilità insieme a Zielinski qua. Me la rischio, non l'ha detto nessuno, la rischio. Ostigard lo spostiamo da questa parte, Mario Rui lo spostiamo da questa parte, Zanoli sicuramente lo spostiamo da questa parte, Gaetano Ipolois Capitem, vabbè,
Politano, Simeone, Cajuste lo mettiamo momentaneamente qua e teniamo presente l'amico Lindstrom. Credo di no. Credo di no su Lindstrom. Lo togliamo. Simeone ovviamente direi di no. Quindi resta l'idea Politano completamente recuperato, un Raspadori messo a destra, che potrebbe essere. Elmas confermato a destra, nessuno gli ha chiesto, ti ha convinto il mezzo tempo di Elmas? Perché può essere anche che pesava il cartellino giallo sulla decisione di far uscire Elmas al 45esimo, un po' tutta la squadra aveva fatto pena, onestamente, non me la prendo con Elmas. E poi può essere che a lui piace quello che entra un po' più dentro al campo rispetto a quelli che tengono più la linea. Vabbè, io direi così. Abbassiamo Raspadori, abbassiamo Zielinski, abbassiamo... Gollini non c'è. Gollini non lo possiamo mettere, quindi nei settings abbiamo un Idasiak con la maglietta così, o Baretin, Sacco e Contini. Mettiamo Contini per... che non gli ho messo il numero. Devo aggiornare il tutto con l'amico Stefano. Io me la gioco così, ragazzi. Me la gioco così. Ditemi se sono pazzo. Ma infatti, Angela, chi è che critica Nathan? Non è, il problema non è Nathan, non sarà mai Nathan. Anche tu non mettere in banca Nathan, ma io non lo critico. È la questione, io lo posso anche mettere in campo, ma io unisco i puntini. E i puntini, da quello che mi dice Garcia, prima mi ha detto una cosa, poi me ne ha detto un'altra, lo voglio mettere in condizione di... E probabilmente non lo vuole rischiare in questo momento, che loro dicono non è delicato, però la partita è delicata perché qua devi vincere per forza. Se non fai i 3 punti con il Braga, l'Union Berlino è una squadra tosta, il Real Madrid non ne parliamo proprio, se non fai i 6 punti con il Braga non c'è più discussione, quindi devi assolutamente vincere e Garcia lo sa. Se tu malauguratamente non riesci a fare risultato con il Braga, ti verrà detto anche ma tu hai messo non l'hai fatto giocare con Frosinone, non l'hai fatto giocare con il Genoa, l'hai buttato subito in Champions League, che approccio è? E anche se non è proprio niente, prendono un gol da centrocampo e Nathan non c'entra niente, si dirà di Nathan, perché si è detto di Juan Jesus anche quando non è. Quindi io credo che lo abbassiamo qua. Nathan esordirà a Bologna come se fosse una partita facile, io ho una paura fottuta del Bologna. Carlson, ragazzi, è proprio forte, mi sono innamorato, ho un nuovo pupillo, non l'ho preso a Fantacalcio, non so niente, lo sto guardando con il Bologna, è veramente veramente forte e a quanto pare mi dicono che il Napoli era anche interessato al ragazzo, però non si è fatto in tempo con l'uscita di Lozano e quindi poi si è virato su Lindstrom. Carso del Bologna è veramente veramente forte e mi fa paura tra le linee. Bologna è tostissimo, assolutamente. Per me è inverosimilmente peggio Bologna che Braga e sono d'accordo, non è inverosimile quello che dici, perché come valore il Bologna è una squadra molto molto temibile e non sarà una passeggiata. Contemporaneamente il Braga, anche se sulla carta è meno forte, e non ve lo so dire perché non l'ho mai guardato a giocare, chi fa opinione deve essere onesto al 100%, non vi posso dire attenzione al Braga, però vi posso dire attenzione al Bologna perché lo sto guardando. Il Braga magari non è un ostacolo così insormontabile, però ci metti la pressione della Champions che esiste ed è un Napoli che ha un pochino più di pressione rispetto all'anno scorso, quando si affrontava la Champions con la testa libera, non era la squadra che stava già ammazzando il campionato, quindi ti affrontavano anche a viso aperto.
capitemi, no? I vari Liverpool, Ajax un po' sbruffoni ci hanno affrontato anche, ma sì, faccio uno schiaffo io, uno schiaffo tu, e invece il Napoli gli schiaffi degli altri li parava e li dava proprio forti. Quindi era un Napoli che affronta questa Champions League in maniera un po' diversa, anche probabilmente con quella un po' più di pressione presidenziale, perché il presidente ha detto no, dobbiamo arrivare almeno in semifinale, gli è piaciuto insomma andare avanti a livello internazionale, e quindi le pressioni ci sono. Uomini forti, destini forti, che lo rischi sto Nathan? Nathan giocherà a Natale, io voglio Thiago Motta quest'anno. Hi Babi. Quest'anno andiamo a fare la Conference League, presente a Bologna, Movichia a Nathan. Per me peggio esordire a Bologna contro Zirkzee e Carlson che a Braga, e sono d'accordo, ve l'ho detto, è tostissimo. E poi se Jesus si fa scappare la marcatura siamo tutti assolutamente no, io no, non lo dico, te compreso no, Rosario, forse non mi segui con attenzione. Io quando la formazione è fatta, la formazione è fatta. Jesus si fa scappare il marcatore, io ti dico perché non hai messo Nathan, e se lo poteva far scappare anche Nathan il marcatore. Ti dico perché non hai messo Ostigar, solo se veniamo a scoprire che hanno un attaccante di 2,90 m, e allora lì dico meglio Ostigar per i colpi di testa che qua Jesus, ma solo per le caratteristiche, per tirare a indovinare. Ma io il discorso sulla formazione a posteriori non lo faccio quasi mai. Allora, Union Berlino-Napoli, unica partita in chiaro per il Napoli, non ci si filano proprio. Dopo le prossime 3 partite capiremo che fine farà Garcia. Kvara per Zielinski, Lindstrom a sinistra. Kvara per Zielinski, Lindstrom a sinistra. E come sono due, cioè se faccio uscire Kvara faccio entrare sia Lindstrom che Zielinski? Come faccio? Secondo te non c'è un clima eccessivamente tossico intorno a Garcia? Forse non eravamo pronti a vincere? Giuseppe, sì, c'è il clima tossico, cioè, senza dubbio. Così feroci, così presto, perché noi siamo stati feroci con Gattuso, con Ancelotti, siamo stati feroci anche con Spalletti. Ma così presto è una novità anche per me. Ed è difficile perché è anche un tifoso che ha fatto la bocca buona alla vittoria. Capisco quello che dici, non eravamo pronti a vincere, e la sensazione che sia stata una vittoria non dico casuale, perché la squadra era forte, però non programmata per essere mantenuta nel tempo, ecco, perché arriva alla fine del ciclo di Giuntoli, non all'inizio del ciclo di Giuntoli, quindi si chiude un ciclo con questa vittoria, non si apre un ciclo. In questo momento il Napoli sta ricominciando da capo, e questo è difficile per i tifosi, perché un inizio così zoppicante poteva andare bene in un altro anno, ma non va bene quando sei il campione d'Italia. Capisco il tifoso un po' in dubbio, perché è troppa la differenza che vediamo, però sto chiedendo anche io calma, e sto anche chiedendo, quando mi si dice via, cacciarlo subito così, voglio sapere qual è l'alternativa, perché se non mi dite l'alternativa non ve la posso giudicare, e non sono convinto che non vada bene dare un pochino di tempo a Garcia. Poi vi ripeto, sta tutto ai giocatori. Se Garcia, ti faccio tutto sto grande discorso, e c'era un Garcia out, me la sono persa. Dicevo, tutto sta ai giocatori, cioè io ve l'ho spiegato bene, se i giocatori... Io ho visto, ecco, già vedere Mario Rui abbastanza sereno e abbastanza a difesa dell'allenatore è un buon segno, perché se i giocatori dimostrano poi di non credere nell'allenatore, là devi cambiare, là devi trovare un modo, devi trovare una soluzione, devi cambiare, oppure ti fai sentire nella maniera giusta e dici: signori, questa è la solfa, questa è la zuppa, vi sedete, ve la mangiate e ve la fate anche piacere, perché questi professionisti che siete, altrimenti
vi deprezzate, e questo non significa solamente un Napoli che può vendere a meno, perché adesso tutti quanti stanno dicendo adesso poi si svaluta Osimhen, si svaluta Kvara, non te li puoi vendere più, ma anche loro prendono meno di ingaggio, quindi deve essere un discorso reciproco. Adesso ci sono i lampioni, i fari della Champions, e si devono mettere in vetrina come è giusto che sia, perché lo fanno a Napoli, lo fanno a Milano, lo fanno a Real Madrid, ognuno poi si mette in vetrina per se stesso perché ha i propri obiettivi personali che ci sono sempre. Christensen del Bologna non lo sto guardando, non è flashy, non mi ha impressionato come Carlson per esempio. E Zirkzee già lo stavo seguendo prima, e Ferguson già si vedeva prima, Christensen ancora non ho idea. Allora, vedo like non messi, e allora io sto zitto e e finisce qua la live. La formazione ve l'ho fatta vedere, tutti l'avranno copiata. Con l'Ambrabam tattico rivediamo un pochino il Braga che ci possiamo aspettare, magari hanno fatto un po' di turnover, magari hanno perso anche per questo. Ricordiamo che sono ottavi, ricordiamo che hanno subito 10 gol ma ne hanno fatti 10. Dici tu, Pusate like, facete brava, calma, Garcia sta creando un nuovo gioco, vedremo i frutti. Sì, l'ho capito Angela, figurati. Lo so. Ma in modo veloce, come mai questa deriva accentratrice di ADL? Che senso ha? A lui interessa fare impresa, non presa. I prenditori e non gli imprenditori. Sì, ma allora vi consiglio, grandissimi tra l'altro professionisti. Si sente? Se non si sente, ditemi che si sente. Bravo. È macabro, esatto, perché fa veramente spavento, perché ti dà questa impressione da film horror che si avvicina. Sì, così sembra. Di cosa stavo parlando? Dei like che mancavano. A me quello che proprio non mi scende giù è che in 3 mesi la mente di Garcia ha partorito solo il lancio lungo e l'isolamento di Osi in fase offensiva. Ma hai ragione, è quello che spaventa. Hi. You wanna say hello? Come say hi. You want an ice cream? No. Ciao. Nico. Oh, let's Amici Bellini. Let's make it a little better because we are in. Okay. Bella. The sofa and everything. Walter Mazzari, che ne pensi di Garcia? What do you think about Garcia? You seem to like him. So. I don't know. I'm waiting. Vedo comprati i comodini. Ora il like è doppio. Now they're putting the likes. Finally. Okay, I'm almost done. Ice cream. Hello, goodbye. Allora, esattamente. How is to live with a Napolitan? Oh, they ask how is to live with a Napolitan guy in New York. She doesn't understand. Do they know that most Italians are Neapolitans? They don't know that. Well, you should tell them. Ha detto che la maggior parte degli americani italiani sono comunque napoletani, o meglio del sud. Alla fine tutti dicono che sono napoletani, including her. Her included. Ma poi approfondiremo questo discorso. Allora, lo farò
Yeah, basically. Ragazzi, vi abbraccio, vi bacio. Domani state tuned, state attenti. Dato che ho il che fare, non lo so quanto riuscirò ad andare live. È probabile una reaction di un tempo. Ascoltatemi bene perché lo so, vado io in difficoltà, voi magari non ve ne frega niente. Una reaction di un tempo, poi devo scappare al lavoro. Il tempo che scappo al lavoro finisco di guardare la partita in macchina, proprio senza guardare, guidando serenamente. E poi magari una live da cellulare che cercherò di non farvi mancare, però sì, non è andata proprio benissimo con i calendari, onestamente. Saluti da Toronto, un abbraccio. Sì, non è andata bene. E quindi è più o meno sì che vengono da tutti i posti possibili, Calabria, Sicilia, a meno che dalla Sicilia invece di I'm Sicilian, ci piace assai la Sicilia. Where are you from? You're from Naples, you're from Sicily. Questa è la grande differenza. O dicono una città come Napoli o dicono tutta la regione. Nessuno dice sono di Palermo, sono di Catania. Dicono proprio Sicily, esiste solo la Sicilia e fanno conto che non è manco Italia, e sotto questo punto di vista forse hanno anche ragione, perché noi rappresentiamo tutto un altro tipo di Sud unito. Lui è con il carro, Garcia out, ma Valerio ti immagini una finale di Champions? La immagino, e come non la immagino. Diciamo che non credo abbiamo questo problema quest'anno. Sono i problemi belli, diciamola così, sono quei problemi belli. L'esempio che faccio a tutti è per esempio quella famosissima Juventus-Napoli 0-1, gol di Koulibaly. Ero al lavoro ed era un lavoro anche importante per una scrittrice famosa che stava avendo, non era nemmeno una festa, era in realtà un funerale. Però il funerale qua lo vedono in maniera diversa, lo fanno con gioia e cercano di celebrare la vita che hanno vissuto insieme ai propri cari, invece che rattristarsi della dipartita. E quindi c'era da lavorare a questo funerale, che poi era gioiosissimo, e il Napoli stava giocando in quel momento, e io chiesi al mio batterista non mi dire niente, perché non potevo guardare il risultato, non avevamo manco il wifi, così appena usciti non avevo il coraggio di guardare il cellulare, e sappiamo, no, che tipo di campionato era. Gli chiesi come è andato, perché stava guardando lui mi abbracciò e cominciamo a saltare di gioia, così. Contemporaneamente l'altro Napoli-Juventus, quello 5-1 che abbiamo vinto, ero in aeroplano, ma nell'aeroplano riuscii a organizzarmi con il wifi dell'aereo. Per fortuna viviamo in tempi di intelligenze artificiali e di tecnologie pazzesche, e quindi riuscii a recuperarmelo così. Però è che la mia vita è sempre un po' costellata da impegni inderogabili che poi mi fanno perdere dei momenti, però li recuperiamo, e fa parte anche questo del percorso. Amici bellini, io vi abbraccio forte, la formazione l'avete vista, vi lancio good vibes, perché il Napoli può farci rivedere delle cose belle, anche se siamo un po' indietro nell'assimilare i nuovi concetti di Garcia, anche se Garcia non ha delle idee genialissime, il Napoli può farlo anche con delle prodezze. Ci sono state delle partite, dobbiamo essere onesti ad avere memoria, ci sono state delle partite dove il Napoli giocava anche bene, ma alla fine Kvara se ne doveva scartare 3 o 4 e risolverla da solo, qualche gol dal nulla di Osimhen. Ricordiamo le 2 partite con la Roma molto tirate, dove la risolve Osi, la risolve Simeone. Insomma, ci sono dei momenti in cui i giocatori devono dare anche quel di più, e io spero che Garcia sarà e sia quell'allenatore che alla fine convince i ragazzi a dare di più, perché il Napoli è forte, ma deve overperformare per andare oltre quelle che sono le dinamiche del calcio. It's hard, it's very hard to do this while she's dancing like that.
la nuova sigla non è ancora pronta perché Garzia, perché non era prevista questa live, ma voi lasciate i like finali, vi voglio bene, vi gustate la sigla finale e poi c'è sempre chi si perde il finalissimo, il famoso finalino, si perde sempre qualcosa di interessante, quindi lasciate like. Non è possibile giocare così male come quelle altre volte. Non è possibile.